Buonasera a tutti, vi presentiamo oggi il terzo incontro della rubrica Dentro e fuori i musei civici, dedicato oggi a Tiziano. Io mi chiamo Fabiola Cogliandro, sono una storica dell'arte e lavoro presso i musei civici di Ancona con la cooperativa Le Macchine Celebi. Di Tiziano si conservano in Pinacoteca Civica due opere: la Palagozzi, ovvero la Madonna in trono con bambino e santi, realizzata per la chiesa di San Francesco ad Alto, di cui ricorrono tra l'altro quest'anno ben 500 anni dalla sua esecuzione. Venne infatti dipinta nel 1520. E poi si conserva la Crocifissione, che normalmente si può ammirare all'interno della chiesa di San Domenico, ma che negli ultimi tempi è conservata nella Pinacoteca Civica nella sala della pittura veneta. Nell'incontro di oggi attraverseremo per brevi tappe la vita di Tiziano per vedere insieme come le due opere di Ancona si inseriscono nel suo lungo percorso artistico. Iniziamo dunque il nostro percorso. Ma chi era Tiziano e come arriva ad affermarsi sulla scena artistica veneta? Tiziano nasce intorno al 1490 in un piccolo paese alle pendici delle Dolomiti, Pieve di Cadore. Proveniva da una famiglia benestante. Il padre Gregorio amministrava diversi beni nel Cadore ed aveva frequenti contatti commerciali con la Serenissima. Sappiamo che Tiziano arriva a Venezia quando ha circa 10-11 anni con il fratello Francesco ed entra subito nella bottega di un mosaicista. Dopodiché si forma nella bottega di Gentile e Giovanni Bellini, due dei principali protagonisti della pittura veneta tra la fine del 400 ed i primi del 500. Dopodiché entra nella bottega di Giorgione, il grande maestro innovatore della pittura veneta. In realtà però non sappiamo se Tiziano è stato davvero allievo di Giorgione a tutti gli effetti. Tuttavia lavorano insieme nel 1508 in una delle prime commissioni pubbliche di Tiziano, ovvero la decorazione delle facciate esterne del Fondaco dei Tedeschi, un antico palazzo in cui aveva sede la delegazione dei mercanti tedeschi a Venezia. Successivamente vediamo l'artista impegnato nella decorazione degli affreschi della Scuola del Santo a Padova, con 3 storie della vita di Sant'Antonio, e si hanno le prime opere a soggetto profano, come il Concerto campestre del Louvre, un dipinto ancora avvolto nel mistero. Tiziano si afferma poi ben presto come il principale pittore della città e d'altronde aveva davanti a sé una situazione estremamente favorevole. Giorgione era morto nel 1510. Un altro grande pittore veneto, Sebastiano del Piombo, di cui si conserva nella Pinacoteca Civica di Ancona un dipinto, aveva lasciato Venezia nel 1511 per trasferirsi a Roma, e Lorenzo Lotto, che tutti conosciamo, aveva già iniziato il suo lungo viaggio nelle Marche, lasciando nella nostra regione alcuni dei principali capolavori. Mi voglio soffermare con voi su una data in particolare, il 1513. In quest'anno Tiziano riceve da Pietro Bembo era un amico dell'artista e in quegli anni il segretario del Papa Leone X, riceve l'invito di recarsi a Roma a lavorare presso la corte papale. E lo vediamo ritratto in questo bellissimo dipinto di Tiziano del 1539-40. Qualsiasi artista avrebbe fatto le carte false pur di ricevere un simile invito. A Roma lavorano Michelangelo, Raffaello, eppure Tiziano rifiuta e pensate, non andrà a Roma se non nel lontano 1545. Questo perché Tiziano era pienamente consapevole delle proprie qualità artistiche e in quello stesso 1513 si propone come pittore al Consiglio dei 10 a Venezia, la massima autorità del governo cittadino. A partire dal 1516 Tiziano entra in contatto con Alfonso I d'Este, duca di Ferrara, per il quale realizzerà diverse opere, e da questa data in poi iniziano le collaborazioni per le principali corti in Italia. Lavora per i Gonzaga a Mantova, per i Della Rovere di Urbino, e vediamo qui questo bellissimo ritratto di Francesco Maria I della Rovere conservato a Firenze presso la Galleria degli Uffizi, per arrivare poi in ambito europeo a Carlo V, di cui parleremo dopo. Ma l'opera che precede di pochissimo la Palagozzi
è l'Assunta de Frari, commissionata a Tiziano nel 1516 per la chiesa dei Francescani di Santa Maria Gloriosa de Frari. È un'opera maestosa, la prima composizione firmata dall'artista, che in qualche modo fluttua nell'aria e nella quale vi è una percezione del tutto nuova della luce. Ed è con questo capolavoro che Tiziano si impose al grande pubblico, per arrivare poi con la sua opera ad Ancona. Rivolgiamo adesso la nostra attenzione alla Palagozzi, di cui ricorrono, come vi ricordavo all'inizio, i 500 anni dalla sua esecuzione, dipinta da Tiziano entro il 1520. Dell'opera è stato realizzato recentemente uno studio sulle sue vicende conservative da parte della studiosa Giovanna Bonasegale, che ha ripercorso tutta la storia critica di questo capolavoro. Il dipinto raffigura la Madonna col bambino tra i santi San Francesco, San Biagio e Alvise Gozzi, il committente dell'opera. È un dipinto maestoso, alto più di 3 metri e largo 2, ed è un olio su tavola, o meglio più tavole, perché sono 9 tavole di pioppo unite tra loro da delle giunzioni in legno. Il dipinto reca in basso il cartiglio con la firma dell'artista, la data 1520, ed è la prima opera datata di Tiziano, e il nome del committente, Aloisio Gozze, italianizzato Luigi Gozzi. Ma chi era Luigi Gozzi? Luigi Gozzi era un mercante, un nobile e ricco mercante proveniente da Ragusa, l'odierna Dubrovnik, in Croazia. Arriva in Italia in circostanze in realtà drammatiche. A soli 14 anni commette un omicidio e per scampare ad una condanna certa il padre, che già commerciava qui in città, ad Ancona, lo porta con sé. In realtà poi col tempo i rapporti si dovettero in qualche modo appianare, anche perché Luigi Gozzi divenne ben presto la principale figura di intermediario per i rapporti commerciali, non solo tra Ancona e Ragusa, ma anche tra Ragusa e Roma, e si impose sul monopolio internazionale nel commercio del guado, da cui si ricavava il prezioso pigmento chiamato l'oro blu. Luigi Gozzi, come vediamo, viene rappresentato in questo dipinto in ginocchio, mentre alla destra della Vergine veniva collocata solitamente la figura del santo titolare della chiesa, ed ecco perché troviamo la figura di San Francesco. Dietro il committente troviamo invece la figura di San Biagio, il santo vescovo patrono di Ragusa, città dalla quale proviene Luigi Gozzi. San Biagio indica con la mano destra la Vergine nella sua apparizione angelica, che ha tra le braccia un bambino che non ne vuol sapere di star fermo. Un precedente iconografico fondamentale per quest'opera è la Madonna di Foligno di Raffaello, conservata a Roma nei Musei Vaticani, dipinta intorno al 1512. Raffaello per la prima volta inserisce la Vergine non seduta su un trono, ma disposta in cielo su un trono fatto di nuvole. Ed è un precedente importante per Tiziano. Un attento restauro realizzato da Carlo Giantomassi e Donatella Zari alla fine degli anni '80, i cui risultati, insieme alle indagini radiografiche, sono stati pubblicati in un volume curato da Michele Polverari, hanno messo in luce alcuni dettagli. Innanzitutto una stesura in qualche modo uniforme della pellicola pittorica, l'assenza di un disegno preparatorio e la presenza invece di alcuni pentimenti, ovvero dei piccoli ripensamenti da parte dell'artista nell'esecuzione di alcuni particolari, come la mitra di San Biagio e le diverse posizioni in cui è stata realizzata la croce di San Francesco. E infine poniamo la nostra attenzione sul bellissimo paesaggio in cui è ritratta la laguna di Venezia, quasi a chiudere simbolicamente i rapporti tra le tre città, Venezia, Ragusa e Ancona.
in questo bellissimo tramonto. E poi abbiamo la presenza di un albero di fico che ha vari significati nella storia dell'arte e tra questi anche quello della redenzione, che può avere quindi un collegamento con la figura del committente. Tiziano non era mai stato ad Ancona, quindi dobbiamo immaginare che Luigi Gozzi si sia recato a Venezia e abbia posato al cospetto del maestro, perché quello che vediamo qui è un ritratto assolutamente dal vivo. Una bellissima resa realistica del volto di Luigi Gozzi, in cui sono chiaramente individuabili le rughe intorno alla bocca, le pieghe della pelle sul sopracciglio, la barba e la pelle del collo stretta dal colletto. Le doti ritrattistiche di Tiziano, di cui divenne poi un maestro insuperato, trovano qui piena espressione. Una curiosità: la dimora di Luigi Gozzi è stata riconosciuta qui ad Ancona in un palazzo, nel palazzo che si trova ad angolo tra via Bonda e via della Loggia. Quindi siamo nel quartiere di Santa Maria della Piazza, dove si trova la loggia dei mercanti, che per l'epoca era il cuore pulsante dell'economia cittadina. Nel cortile interno del palazzo si conserva ancora una vera di pozzo con lo stemma della famiglia Gozzi. Dalla Pala Gozzi alla seconda opera per Ancona, la Crocifissione, corrono circa 40 anni, un arco di tempo vastissimo nel quale si susseguono per Tiziano successi internazionali, prestigiose committenze, un numero quasi incalcolabile di dipinti tra ritratti, soggetti profani, pale d'altare. Ma in particolare voglio qui ricordare in questo lungo arco temporale due avvenimenti che furono senz'altro centrali per Tiziano: l'incontro con l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, e il suo soggiorno a Roma nel 1545. Tiziano incontra per la prima volta Carlo V nel 1529 a Parma. Dopodiché lo incontrerà anche nei primi anni 30 e nel 1533 riceve da Carlo V il patentino di nobiltà, un diploma con il quale Tiziano si impegna a diventare il ritrattista ufficiale di Carlo V e in cambio ha una serie di onorificenze ed il titolo di conte palatino. Possiamo solo immaginare l'importanza di un simile riconoscimento. La pergamena in originale si conserva ed è custodita nel palazzo della magnifica comunità a piedi di Cadore. È un incontro fondamentale perché Tiziano realizzerà moltissime opere per Carlo V. I rapporti con la casata degli Asburgo continueranno anche con il figlio, Filippo II, e con la sorella di Carlo, Maria d'Ungheria, che commissionerà anche lei una serie di capolavori all'artista. Questi dipinti sono custoditi, alcuni nel Museo del Prado a Madrid e all'Escorial. Vediamo qui due ritratti realizzati da Tiziano, Carlo V a cavallo e il ritratto di Filippo II, entrambi a Madrid. La seconda data da ricordare è il 1545. In quest'anno Tiziano visita per la prima volta nella sua vita Roma, la città eterna. In un libro di Antonio Forcellino, uno dei massimi studiosi europei di arte rinascimentale, dal titolo 1545, gli ultimi giorni del Rinascimento, la figura di Tiziano è centrale, a confronto con Michelangelo, con le opere di Raffaello e sullo sfondo del Concilio di Trento che si apre proprio in quell'anno. Tiziano per la prima volta può ammirare dal vivo le antichità classiche di Roma, può vedere il giudizio universale di Michelangelo, le stanze di Raffaello in Vaticano. In quei mesi l'artista alloggia negli appartamenti di Papa Paolo III Farnese al Belvedere e qui vediamo ritratto il Papa in un'opera del 1543, quando i due si erano già incontrati precedentemente. Ma soprattutto sono anni cruciali per l'evoluzione stilistica
dell'artista. Tiziano infatti inizia a cambiare il proprio registro pittorico per arrivare a un progressivo sfaldamento della forma. Rodolfo Pallucchini, uno studioso di pittura veneta, ha individuato questo cambiamento proprio nella crocifissione di Ancona. Scrive infatti Pallucchini: la crocifissione di Ancona può considerarsi il punto di partenza di quest'ultima fase del gusto tizianesco, che è la più libera e ricca di avvenire. È il momento in cui la cromia di Tiziano si scioglie nella luce dentro misteriosi e freddi scenari notturni. La crocifissione è una grande tela, misura circa 3,5 metri di altezza per 2 e viene realizzata per la chiesa di San Domenico di Ancona. È stata commissionata dalla famiglia dei Cornovi della Vecchia, originari di Bergamo. Le vicende di quest'opera sono in realtà molto singolari, perché abbiamo quasi rischiato di non avere questo capolavoro con noi. Perché? Perché i due protagonisti di questa vicenda sono i fratelli Tommaso e Pietro della Vecchia. Inizialmente Tommaso della Vecchia aveva commissionato questo dipinto a Pellegrino Tibaldi, un altro importante artista che ha lavorato qui ad Ancona. Ha realizzato infatti degli affreschi in Palazzo Ferretti, quello che oggi è sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, e poi sempre del Tibaldi sono gli affreschi nella Loggia dei Mercanti, di cui purtroppo si conservano solo alcuni brani perché distrutti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tibaldi aveva realizzato anche già l'ornamento in stucco all'interno della chiesa. Purtroppo Tommaso muore, prende in mano la commissione il fratello Pietro, che decide di affidare l'esecuzione dell'opera non più a Tibaldi ma a Tiziano, il quale consegnerà poi il dipinto nel 1558. Non sappiamo ovviamente il motivo di questo cambio di artista. Fatto sta che noi per fortuna possiamo ammirare appunto questa seconda opera nella nostra città. Il dipinto si caratterizza per una certa essenzialità compositiva e per il verticalismo della composizione. Al centro si innalza la croce con il volto di Cristo immerso nell'ombra, una croce che si staglia su questo cielo notturno. In basso abbiamo invece le figure della Vergine, ritratta nella sua vecchiaia, in questo caso, con il volto appena abbozzato. Abbiamo poi la figura di San Domenico che abbraccia in un gesto disperato la croce su cui si legge la firma dell'artista. E infine vi è la figura di San Giovanni che abbraccia con questo gesto tutta la sofferenza del Cristo, conscio del dramma che sta vivendo, con quel bellissimo brano della luce che attraversa le dita della mano. È un'opera che si inserisce nell'ultima fase, nell'ultima maniera pittorica di Tiziano, che ci viene anche descritta da Giorgio Vasari, che ci ha lasciato un'importantissima vita dell'artista. E parlando dell'opera, Vasari conosceva anche direttamente Tiziano, parlando di questo dipinto si sofferma anche sulla tecnica. Scrive infatti Vasari che nelle opere di quest'ultima fase Tiziano dipinge per macchie, in modo tale che se ti avvicini con lo sguardo non capisci bene, diciamo, non hai chiara la forma, ma nel momento in cui ti allontani e vedi l'opera con una certa distanza, le figure prendono forma, ed è in qualche modo quello che si percepisce anche nell'opera appunto di Ancona, dove tra l'altro si individua anche alcuni punti dove Tiziano dipinge proprio con le dita, ed è la testimonianza appunto di quest'ultima fase pittorica che poi caratterizzerà gran parte della produzione dell'artista. Per chi ha resistito fino alla fine,
Voglio mostrarvi in ultimo un dipinto di Tiziano molto particolare che può avere anche forse un legame con la nostra situazione, ed è l'allegoria del tempo governato dalla prudenza, realizzato nel 1565 e conservato nella National Gallery di Londra. Il dipinto rientra in quella categoria di opere di emblemi e imprese, ovvero dipinti in cui dietro l'immagine si cela un significato ben preciso di carattere morale o filosofico. Cosa rappresenta quest'opera? Vediamo 3 teste umane, al di sotto 3 teste animali e sopra corre una scritta, anche se non si legge bene perché è per l'oscurità. Diversi studiosi si sono cimentati nell'analisi di quest'opera e tra tutte le interpretazioni resta ancora valida quella di Erwin Panofsky, uno dei massimi storici dell'arte del Novecento, il quale individua nelle 3 teste le rappresentazioni delle 3 età dell'uomo: vecchiaia, maturità al centro e gioventù di lato. Le 3 età che trovano quindi un parallelo con il passato, il presente ed il futuro. Inoltre, tramite un intricato sistema simbolico, tutto ciò trova poi un collegamento con le teste degli animali che sono sotto e che raffigurano un leone, un lupo e un cane. Per alcuni si tratterebbe anche di una sorta di ritratto di famiglia, ovvero sono raffigurati Tiziano nel vecchio, quindi con la barba, con il berretto rosso, al centro il figlio Orazio, di lato invece il nipote Marco. Ma è la scritta che ci dà la chiave per interpretare a fondo questo dipinto. La scritta è in latino e tradotta recita: sulla base del passato il presente agisce prudentemente perché il futuro non rovini l'azione. Il dipinto dunque cos'è? È un'allegoria della prudenza. Quindi, valutando ciò che è stato fatto nel passato, si valuta appunto nel presente per agire nel migliore dei modi nel futuro. Con questa allegoria di Tiziano vi lascio, vi do appuntamento alla prossima rubrica di Dentro e Fuori i Musei Civici e buona domenica!